Siamo in piazza Cison di Valmarino, poche ore alla conclusione di questa 39esima edizione. Presidente, immagino la fatica che sarà tanta ed è stata tanta, però vedo soddisfazione anche. Sì, la fatica è stata tanta anche perché le giornate erano 12 e obiettivamente sono tante. Poi eravamo partiti in sordina con il tempo che non ci ha favorito sicuramente, però fortunatamente le ultime 2 giornate ci hanno ripagato di tutto quello che ci aspettavamo. Possiamo fare già un primo bilancio anche di quante persone sono transitate oppure è troppo presto? Ma direi che è troppo presto, sicuramente negli ultimi giorni abbiamo visto una folla immensa che ci ha anche un po' preso di sprovvista perché secondo noi il fatto che il tempo non è stato bello si sono accumulati tutti verso ieri ed oggi e praticamente i numeri sono stratosferici sia delle presenze che anche del mangiare che abbiamo fatto. Poi sono le cose più importanti, insomma, guardandole proprio terra a terra, spettacoli e gastronomia E soprattutto artigianato. Devo essere sincero che anche i nostri espositori nei primi giorni non erano tanto soddisfatti proprio perché non c'era tanta gente e di conseguenza anche loro non hanno lavorato, però sentendo i commenti delle ultime ore siamo contenti noi anche loro perché la cosa si è sistemata praticamente. Sistemata e siamo felici. Adesso cancelliamo la 39esima edizione tra poche ore con una grande festa, con un grande saluto e già pensate, immagino, alla 40esima edizione perché è una cifra che spaventa. Sì, noi abbiamo chiuso direi in bellezza perché con Ferragosto oggi la marcia del ciclamino, tantissima gente che è venuta a trovarci, ci ha caricato le pile per cominciare già ad organizzare il 40esimo. Noi stiamo già lavorando perché è una data importante e di conseguenza cercheremo di fare del nostro meglio perché sia un evento particolare il prossimo anno. Immagino tu voglia ringraziare e ricordare tutti i tuoi collaboratori, tutti i volontari che ci sono. C'è dubbio che noi dobbiamo tenere presente che se non ci fossero tutte le persone che mi aiutano non potremmo fare quello che si fa. Ringrazio anche le associazioni perché noi nel nostro paese ci sono 5-6 associazioni con le quali collaboriamo. Direi che nell'ultimo anno, anche l'anno scorso, abbiamo unito ancora di più le forze perché il mio motto è che l'unione fa la forza e fortunatamente i risultati si sono visti. Una menzione particolare ai miei volontari che non finirò mai di ringraziare perché sono esemplari. Io ho delle persone che veramente non so come fanno a fare tante ore, a fare tanta fatica, tanti sacrifici, trascurare la famiglia e le ferie per dedicarla alla Pro Loco. Puoi dire come finirete oppure resta come saranno le ultime ore? Cosa farete per chiudere questa edizione? Beh, noi facciamo... No, non è un segreto. Allora adesso finiremo a serata come al solito, ci sono degli eventi musicali, il nostro buffet sarà sempre come al solito fornito. E poi considerando che già da stasera tardi e domani mattina cominceremo a sbaraccare, però io ho una voglia amata di incontrarmi con i miei volontari sotto il tendone che c'è qua su, faremo una pasta semplice però una rimpatriata di tutti quelli che sono ancora presenti in piazza e poi sotto con lo smontaggio. Alla 40esima. Grazie mille e grazie a voi.